scuola di Campo San Martino un'alunna ha trovato un pezzo di lama nel pane. A Fagarè nel Trevigiano ancora allarve immensa stavolta nelle lasagne. 3 vittime della strada in poche ore, 53enne morto in Valpolicella nello scontro con un camion. A Torre Belvicino sbandata in curva fatale a un 59enne a Bassano ciclista si schianta contro un muro. Momenti di paura a Villafranca Padovana per un allarme bomba alle poste, ufficio evacuato. Dopo un paio d'ore la rassicurazione era un falso allarme. Volta nel processo per l'omicidio della 72enne Ceschina Conegliano, un componente della banda confessa tutto, pagati con soldi e immobili dal marito per ucciderla, per lui era un ostacolo. Sindaco di Venezia torna sulla lista nera, le opposizioni incalzano, andrò in aula a spiegare, dice Brugnaro, era un elenco privato assurdo, ci si offenda perché voglio un risarcimento. Processo PFAS in corte d'assise a Vicenza, in corso le requisitorie degli avvocati delle oltre 300 parti civili. Il legale della società di servizio idrico Via Acqua chiede un risarcimento di 21 milioni. Durante il concerto a Milano Giovanotti ha ricevuto un regalo unico e speciale, una chitarra elettrica realizzata dai detenuti di Sant'Avona. Al video del suo grazie e le reazioni dal carcere. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, lo avete sentito anche dai nostri titoli. È stata una pausa pranzo da brivido in una scuola di Campo San Martino. Un'alunna ha trovato una brutta sorpresa nel suo pasto, un pezzo di lama nel pane. È già stato sospeso il servizio, sono in corso accertamenti sul fornitore che aveva prodotto il pane distribuito nella mensa della scuola Marconi di Campo San Martino, dove una bambina ha trovato un pezzo di lama nella mollica. Lo ha confermato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Curtarolo Campo San Martino, di cui fa parte la scuola primaria, e che ha ricevuto la comunicazione dalla società che ha l'appalto di fornitura dei pasti. La vicenda risale a pochi giorni fa. Un'alunna durante la pausa pranzo in mensa addenta il pane e sente subito la presenza di un pezzo di metallo appuntito. Lo sputa nel piatto, fortunatamente senza ferirsi. La maestra lo recupera subito e, sorpresa, è un pezzo di lama di taglierino grande 2 centimetri. Se fosse stata ingerita avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Il servizio di ristorazione della scuola è curato dalla CAMS, società cooperativa con sede in provincia di Bologna, ma il pane non è stato prodotto nei centri di cottura dell'azienda, che invece si appoggia per i prodotti freschi a fornitori esterni sul territorio. L'azienda si è scusata e ha provveduto a sospendere il fornitore che consegna il pane confezionato in sacchetti monoporzione. Sono state avviate verifiche per accertare eventuali responsabilità, verifiche urgenti che sono state richieste anche dal sindaco di Campo San Martino, Dario Luigi Tardivo. Ancora una larva trovata nel piatto di un bambino durante la mensa scolastica, un nuovo caso in una scuola di Fagarè, siamo ancora nel Trevigiano. Mio figlio ha guardato con più attenzione il cibo e sotto il pasticcio ha trovato una larva. La larva viva era sotto la crosta di formaggio della lasagna. A trovarla il figlio di questa donna, quinta elementare. Il terzo caso riconducibile all'azienda di distribuzione pasti Dussmann, che proprio in questi giorni aveva attivato con 2 addetti un servizio di sorveglianza al centro cottura. Ieri 2 incaricati della ditta erano proprio alla scuola elementare di Fagarè. I precedenti, un pezzetto di plastica trovato in un piatto di pasta poco meno di un mese fa, sempre a Fagarè. Una larva sempre viva trovata invece nella pasta asciutta al pomodoro in una scuola di San Cipriano, comune di Roncade. Episodi per i quali la stessa azienda aveva presentato un esposto in procura nella convinzione di essere oggetto di un tentativo di sabotaggio. L'inchiesta è aperta. Lo stesso comune di San Biagio di Callalta aveva chiesto di garantire la sorveglianza ai pasti. Sul campo sono già scesi ULS e NAS, eppure il caso si è verificato un'altra volta. Più di tutto noi siamo preoccupati perché non sono cose poco gravi. Il pezzo di plastica ingerito può creare dei problemi e le larve ingerite possono creare dei problemi, oltre al fatto che adesso chiederei a chiunque chi è che mangia nel piatto dove ci sono i vermi. La scuola ha convocato il papà del bambino e l'azienda. La chat dei genitori in queste ore è bollente. Genitori che potrebbero già domani chiedere una convocazione al comune di San Biagio. Non è neanche compito nostro appurare come stiano le cose o sapere quale sia la natura delle cose. Il problema è che noi quando mandiamo i figli a scuola dobbiamo essere tranquilli sul fatto che loro si alimentano in maniera decente, non che ogni giorno, oddio, adesso chissà cosa mangia. Non può essere.
Uno scontro mortale nel Veronese ad Arbizzano nel pomeriggio di oggi. La vittima Nicola Nichele, 53enne, residente a San Floriano, in rientro dal turno di lavoro come capo meccanico di ATV. L'uomo si è scontrato con un camion guidato da un 51enne all'incrocio tra via del Lavoro e via Da Vinci. Immediato l'intervento del SUEM 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ancora in corso accertamenti sulle dinamiche dell'incidente, sul posto anche carabinieri e polizia locale di Negrar. Ancora un incidente stradale gravissimo nel tardo pomeriggio di ieri a Bassano. Un 58enne ha perso il controllo della sua bicicletta finendo contro il muro di una villa, è morto sul colpo. La tragedia si è consumata in questo punto di quartiere Margnan. Fabio Pacchera stava scendendo con la sua bicicletta lungo via Margnan, dunque da Viale dei Martiri verso il centro del quartiere, probabilmente verso Casa San Francesco. Le immagini di videosorveglianza di questa villa lo mostrano chiaramente. Pacchera ha perso il controllo della sua bicicletta, ha attraversato questa aiola finendo poi contro il muro della villa. Un impatto violentissimo. Per Fabio Pacchera non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il suo corpo senza vita è rimasto riverso a terra. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM, poi i carabinieri che hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza. Io ho guardato telecamera perché è nostro, perché io non ho visto diritto. È venuto così. Subito morto. E dopo è venuto carabinieri perché anche lui non sapevo. Suonato e dopo ho controllato con loro insieme ai carabinieri. Così, mi spiace tanto. Una brutta storia. Una storia molto brutta. Io conosco questo signore perché lui sempre complice. Sì. Fabio Pacchera, 58 anni, residente a Romano de Zelino, ma di fatto senza fissa dimora, era solito percorrere queste strade in bicicletta. Spesso trascorreva la notte negli alloggi di Casa San Francesco. Era arrivato nel Bassanese qualche anno fa, prima viveva a Milano. Da tempo era seguito dai servizi sociali del comune. È un percorso che si stava compiendo anche proprio per dare una sistemazione dignitosa per quanto riguarda la casa, anche utilizzando i progetti PNRR. In questi giorni tra l'altro ci si era sentiti anche con la sua famiglia di origine e di conseguenza la notizia è stata estremamente improvvisa e anche emotivamente coinvolgente sia per la struttura comunale che per la famiglia, come si può ben immaginare, perché ogni tanto quello che si fa all'interno del comune serve anche a recuperare la dignità delle persone e qua ci stavamo riuscendo. Sul corpo di Fabio Pacchera il PM non ha disposto l'autopsia. Nelle prossime ore saranno fissati la data e il luogo del funerale. Un'altra vittima delle strade, siamo nel Vicentino. Drammatica uscita di strada ieri nel tardo pomeriggio sulle strade vicentine. Un motociclista 59enne, Pietro Zanetti, è morto lungo la strada provinciale 46 ai confini tra i comuni di Torre Belvicino e Schio. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto all'altezza di una curva. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era alla guida di un motociclo quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante i tempestivi soccorsi degli agenti della Polizia Locale Alto Vicentino e dei sanitari del SUEM, inutili sono stati tentativi di rianimazione. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ed è una notizia di poco fa, non ce l'ha fatta la 50enne investita giovedì scorso in centro a Follina. La donna residente in paese di origini albanesi stava attraversando via Circonvallazione Est quando è stata travolta da un'auto guidata da un 59enne di Cison di Valmarino. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Gravissimo il trauma cranico che aveva riportato nel pomeriggio la notizia del suo decesso. Cambiamo argomento, siamo a Villafranca Padovana, un allarme bomba alle poste, ufficio evacuato dopo un paio d'ore. La rassicurazione era un falso allarme. Una valigetta 24 ore abbandonata all'ufficio postale ha fatto scattare un allarme bomba a Villafranca Padovana. La segnalazione intorno alle 13, immediatamente la sede delle poste è stata evacuata. Chiuso un tratto di via Roma, la strada principale che attraversa il paese. Sul posto gli artificieri dei carabinieri. Ecco il momento in cui la valigetta scura viene recuperata e messa in sicurezza.
L'intervento dei carabinieri è durato qualche ora per poter consentire tutte le operazioni in sicurezza. Alla fine si è rivelato un falso allarme. La valigetta era vuota, il contenuto è stato verificato attraverso un'apparecchiatura scanner degli artificieri. I carabinieri stanno controllando le telecamere di videosorveglianza interne delle poste per capire a chi appartenga la valigetta, se è stata dimenticata accidentalmente o di proposito per creare allarme. Un episodio analogo si era verificato il 22 gennaio a Montegrotto Terme, quando un utente si era dimenticato un pacco dentro l'ufficio postale. Anche in quel caso le poste erano state evacuate ed erano intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza la zona. Siamo ancora nel Trevigiano, svolta nel processo per l'omicidio di Margherita Ceschin. Un componente della banda confessa tutto, pagati con soldi e immobili dal marito per ucciderla. Una parola dietro l'altra, con nomi e cognomi e ruoli per ognuno della banda di dominicani, con tanto di date e orari. Ha ricostruito così, davanti ai magistrati, Joel Lorenzo, l'ultimo arrestato del sodalizio criminale, le modalità che avrebbero portato all'omicidio efferrato di Margherita Ceschin. Ma soprattutto ha ammesso: è stato Enzo Lorenzon a pagarci per uccidere l'ex moglie, perché lei era un ostacolo e voleva portargli via tutto. Insomma, un delitto su commissione, una testimonianza che ha inchiodato gli indagati, una svolta che lascia poco spazio ad una qualsiasi interpretazione. Joel, 25 anni, ha deciso di votare il sacco, mentre gli altri componenti della banda hanno fino ad ora scelto il silenzio. Lui ha voluto raccontare la sua verità. Il mandante sarebbe l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, che avrebbe promesso, in cambio dell'omicidio, una ricompensa in denaro ed una casa ubicata a Negrisia. Immobile, fra l'altro, oggetto di una diatriba proprio tra la Ceschin e Lorenzon. Sarebbero stati i fratelli Lorenzo ad assoldare in Spagna il sicario Luis Mateo Garcia, ora rinchiuso nel carcere di Belluno. Con lui, nei giorni precedenti l'omicidio, la banda criminale avrebbe effettuato più sopralluoghi nella zona dell'abitazione della vittima, fino a quel terribile giorno, la sera del 23 giugno 2023. Ad entrare nella palazzina sarebbero stati Joel e Garcia. Quest'ultimo avrebbe fatto irruzione nella casa di Margherita Ceschin, 72 anni, e l'avrebbe uccisa. Fuori, ad attendere e a fare da palo, il fratello di Joel, Sergio, che una volta messo in atto il piano si sarebbe allontanato con gli altri. Poi le indagini dei carabinieri, che hanno subito centrato l'attenzione su Lorenzon e via via verso tutti i dominicani. Coinvolta nella vicenda come intermediaria la fidanzata di Joel, che avrebbe ricevuto una parte del compenso e l'avrebbe consegnato ai complici. Ma sul fatto che lei sapesse la motivazione di quei soldi, Joel ha spiegato di non esserne sicuro. Margherita Ceschin sarebbe morta per mano di un uomo assoldato dal marito. Ora bisognerà capire se gli altri della banda decideranno di rompere il silenzio e dare la loro versione. Accusati di omicidio volontario in concorso, il rischio è l'ergastolo. Il sindaco di Venezia torna sulla lista nera, andrò in aula a spiegare, dice, intanto le opposizioni incalzano. Sulla lista dei non amici del sindaco Brugnaro, entrata nel fascicolo d'indagine Palude e trovata nell'ufficio di uno dei suoi collaboratori, l'opposizione sta alzando la voce. Ora ufficialmente chiede al sindaco di riferire, di spiegare, di precisare, e Brugnaro risponde così ai nostri microfoni. Vado a dirglielo, basta che non si arrabbino ancora. Cioè, se uno mi offende posso dirle che è un maleducato, che è un'offesa, o va bene lo stesso. Ci vado, andrò in commissione, andrò in consiglio, ho sempre dato dappertutto, perché dopo hanno paura. Poi se parlo dico, parla massa. Cioè, allora, parlo, ma se parlo, io sono fatto così, devo esplicare il mio pensiero. C'è gente più sintetica, io sono fatto così. Brugnaro precisa di essere stato la vittima di queste offese, vittima dei leoni da tastiera di qualche giornalista. La cosa divertente è che chi offende poi passa da parte della vittima, questa è una cosa incredibile. Allora, mettiamo un po' di ordine sulla situazione. Durante l'inchiesta è stato perquisito da Erche Donadini il suo ufficio, per cui il suo personale. In merito all'inchiesta, ripeto, è stata trovata questa lista. Non è una lista, è una raccolta di dati pubblici, tra l'altro, cioè ci sono articoli dei giornali piuttosto che chat, eccetera, eccetera, dove lui ha raccolto i dati che in sostanza offendevano me o il sindaco. Quando ho finito di fare il sindaco, prendo l'elenco di quelli che mi hanno offeso e verifico le condizioni. La lista, spiega Brugnaro, serviva per raccogliere le offese, non per denunciare qualcuno durante il suo mandato. Una lista riservata che sarebbe rimasta nel cassetto e esaminata dal sindaco solo alla fine. Inserita però nelle 38.000 pagine dell'inchiesta, è stata pubblicata. A quel punto quelli che hanno diffamato
hanno anche alzato i toni dicendo c'è una lista di prescrizione, non c'è niente di prescrizione, sarebbe stata riservata, detto che le offese erano già pubbliche, però così me le hanno dette 2 volte perché ho dovuto rivedere le stesse offese sui giornali. L'occasione è anche quella di fare un commento sull'intera vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Sono deluso, sono un po' amareggiato, vorrei continuare a credere nella giustizia e invece secondo me il rischio qual è? Io ho paura che vorranno andare avanti e io dovrò difendermi nelle sedi opportune, non mi difenderò certo dal processo ma nel processo se ci fosse, non posso fare altro. E infine l'amara riflessione. A qualcuno gli starò antipatico, se vuoi ti dica, non è colpa mia, però nella vita io tutto quello che ho me lo sono guadagnato, se questi hanno invidia non so cosa farci, però lo dico a tutti, non siete tutti così veneziani, non siete tutti quanti così mestrini. Processo PFAS in Corte d'Assise a Vicenza, in corso le requisitorie degli avvocati delle oltre 300 parti civili in aula, l'avvocato delle società di servizio idrico di Viacqua e Acque Venete. 21 milioni per Viacqua e 8 milioni per Acque Venete le richieste di risarcimenti presentate tramite l'avvocato Angelo Merlin dalle società di servizio idrico che insieme servono 174 comuni tra Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Venezia. Istanze che fanno salire il monte risarcimenti delle parti civili, alcune delle quali devono ancora esprimersi, nel processo in corso in Corte d'Assise a Vicenza sull'inquinamento da PFAS ad oltre 200 milioni di euro. L'avvocato Merlin, oltre ad elencare gli interventi messi in campo negli anni dai gestori per assicurare acqua priva di FAS, ha posto l'accento sull'ampiezza della contaminazione delle acque sotterranee e le ricadute per le future generazioni. Qui è stato danneggiato irreparabilmente il bene acqua, che è un bene non mio, suo o dei nostri amici che si stanno sentendo, ma è un bene di tutti e il danneggiamento irreparabile ovviamente non è più ripristinabile. I soldi sono solo una componente, ma certamente non riusciranno a risarcire questo danno ambientale. È giusto che non solo si paghi per le spese che hanno sostenuto le società pubbliche, ma anche per le spese di bonifica e ripristino della risorsa, come è giusto e corretto che sia, anche davanti a tutti i cittadini. La prossima settimana sarà la volta delle requisitorie degli avvocati che rappresentano le mamme no PFAS nel processo, la cui sentenza è attesa per la tarda primavera di quest'anno. Lo scorso 13 febbraio i pubblici ministeri hanno formulato richieste di pena per 9 dei 15 imputati di 121 anni e 6 mesi complessivi per gli ex vertici delle società che si sono susseguite negli anni nel controllo dello stabilimento Miteni di Trissino, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. La ZLS Porto di Venezia Rodigino da oggi è Blue Gate con il nuovo logo e portale dedicato per l'assessore Marcato da Roma. Servono certezze su fondi e tempistiche per gli investimenti, ma dalla Regione non sono mai arrivate così tante risorse per crescere. Sentiamo. Il decreto legge mille proroghe del governo Meloni ha stanziato 80 milioni di euro per la ZLS Blue Gate Porto di Venezia Rodigino. Il già stridente contrasto con i 2,2 miliardi fissati dalla legge di bilancio 2025 per la ZES Unica del Sud si amplia considerando che recentemente sono state approvate le ZLS di Liguria, Emilia, Toscana, Lombardia e a breve anche Friuli, tutte realtà con cui quegli 80 milioni di fondo indistinto andranno divisi. L'assessore allo sviluppo economico regionale Roberto Marcato fa di necessità virtù, se non altro si potrà fare massa critica per le istanze da portare all'attenzione del governo. L'importante è che finalmente la ZLS parta. Dobbiamo innanzitutto comunicarlo, dire al mondo che c'è questa grandissima opportunità qui in Veneto, nell'area veneziana e del Polesine. Ci sono risorse importantissime, agevolazioni, un accompagnamento della Regione per le imprese, delle aree dedicate, insomma un'opportunità. A Venezia, al tavolo tematico della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino, sono intervenuti l'autorità portuale adriatico settentrionale, le 2 province, i 20 comuni coinvolti, le categorie economiche del territorio, le parti sociali, i rappresentanti camerali. La ZLS fa parte di un treno da non perdere per il rilancio economico.
Abbiamo approvato un piano energetico da 8,7 miliardi di euro di risorse, abbiamo approvato un disegno di legge che è diventato norma sull'attrazione di investimenti di 45,5 milioni di euro, tutti dedicati alle imprese, abbiamo 80 milioni di euro per la ZLS e abbiamo presentato qualche giorno fa un bando dedicato alle imprese, esclusivamente alle imprese, per la transizione energetica di 56 milioni di euro. Io credo che una concentrazione così alta di risorse non si sia mai vista in Regione Veneto. Non possiamo perdere questa occasione, quindi invito tutti, associazioni, gli enti locali, i sindaci, a mettere a terra queste risorse per dare uno slancio ulteriore alla nostra grande economia. Più di 100 chiamate al giorno, oltre 1.500 pazienti. Il nuovo segretario FIMG Veneto rivela come dopo il Covid siano aumentate le patologie mentali negli assistiti, una mole di lavoro difficile da sostenere. Nel post-Covid si è accentuato e sono le patologie mentali. Le medicine di gruppo integrate in Veneto sono solo il 23%, il restante 67% è medico di base chiamato a gestire oltre 1.500 pazienti da solo. Con questi numeri e con l'aumento delle patologie croniche il comparto dei medici di medicina generale è in sofferenza. Arriviamo ma più di un centinaio di chiamate al giorno. È quasi impossibile riuscire a dare risposta a tutte le telefonate che arrivano. In aumento non solo le cronicità ma anche le patologie legate all'ansia e alla depressione. Tantissime situazioni non sono più gestibili e allora anche la medicina generale è il primo front office. Sono aumentate notevolmente le domande di salute. Fatte di cosa? Della fragilità innanzitutto. Allora ripetiamo, le molte patologie vuol dire più condizioni a rischio, più richiesta di medicine e di visite. La bilancia tra pensionamenti e nuovi ingressi continua ad indicare segno negativo. La categoria è in attesa di un nuovo confronto in regione. Le polipatologie, conferma il nuovo segretario FIMG Veneto, stanno mandando in tilt il sistema. Se il PNRR ha finanziato le mura delle case di comunità, la vera rivoluzione della riorganizzazione delle cure territoriali, ora però è tempo di riempirle di servizi e personale. E non vediamo l'ora di essere convocati anche dalla Regione per il tavolo ufficiale dove tutte le forze in campo si devono trovare a ragionare e definire i dettagli di questa azione. Cambiamo decisamente argomento. Durante il concerto a Milano, Jovanotti ha ricevuto in regalo una chitarra elettrica realizzata dai detenuti del carcere di Santa Bona di Treviso. Ho ricevuto un bellissimo regalo molto gradito. Durante il concerto a Milano, Jovanotti ha ricevuto una chitarra elettrica davvero speciale, un regalo unico, frutto del lavoro dei detenuti del carcere di Santa Bona a Treviso. Con profonda gratitudine l'artista ha condiviso sui suoi seguitissimi canali social l'emozione suscitata da questo gesto carico di significato. E l'hanno realizzata appositamente per me, mi hanno scritto anche una bella lettera dove motivano proprio le scelte del colore, della rifinitura. La soddisfazione del presidente della cooperativa sociale Alternativa Ambiente che forma e segue i detenuti nel carcere di Treviso. I nostri 10 detenuti sono stati molto contenti e hanno apprezzato moltissimo il messaggio lanciato da Jovanotti. Digitalizzazione cartacea, attività di assemblaggio, minuteria metallica, riparazione di biciclette e dall'anno scorso in carcere è stato aperto un laboratorio di liuteria per realizzare chitarre e bassi elettrici. Facciamo tutto il lavoro di verniciatura, di levigatura, di montaggio, di accordatura, intonatura dello strumento. Da qualche tempo stiamo iniziando a fare i nostri intagli direttamente sul legno. Le attività all'interno del carcere sono pagate con un regolare contratto. E una volta che escono dal carcere, se lo vogliono, possono continuare il percorso anche all'esterno in un posto di lavoro normale. La cooperativa sta cercando nuovi progetti per offrire lavoro ai detenuti. Mi rivolgo agli industriali, a chi può portare dentro delle commesse di lavoro. Noi siamo qui, ci siamo. Lo strumento regalato racchiude un messaggio profondo, un invito alla speranza che spinge a riflettere sull'importanza delle seconde opportunità e sull'urgenza di promuovere percorsi di reintegrazione. Per sapere cos'è il carcere bisogna conoscerlo e solo se lo si conosce si capisce qual è il valore del nostro lavoro e l'importanza sociale della nostra missione. Noi non siamo soltanto esecuzione della pena. Si
Chiude così il telegiornale del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla il meteo. Buona serata, arrivederci.